Amici, buonasera. Dunque iniziamo un piccolo video che farà parte del prossimo video. Video che farà parte del video del prossimo video. Scusate lo scioglilingua. Quindi 30 dicembre siamo voluti partire perché la signora era anche libera il giorno prima di Capodanno, perché domani andremo a Villa Grande Strisaili in un ristorante che ci ospiterà anche con il camper, e quindi essendo 2 ore e mezza di macchina da Cagliari ed essendo lì libera abbiamo preferito anticipare e fare il tragitto con calma. Verissimo, confermo. Siamo alla spiaggia di Colostrai, che avete già visto in qualche altro video. C'è il terreno un po' viscido, infatti ho avuto qualche problemino, ma niente di serio, per parcheggiarmi. Domani mattina spero rimanga così o sia meglio. Inizieremo questo viaggio verso Villa Grande, dove ci aspetteranno anche alcuni amici. Spero che il terreno resti così. Cioè, prima dici che è viscido, però poi dici spero che il terreno resti. Che non peggiori. Arrivederci, che non peggiori. Sto registrando, no? Buona cena a tutti, amici. E ceniamo con una prelibatezza che ho cucinato stamattina a casa. Dello chef. Quindi che cos'erano quelli che ho fatto? Sono praticamente cavolo. No. Cavolo cappuccio, no? No, come si dice? Un tipo di cavolo Non mi che ho viene il fatto nome. con in pentola con degli straccetti di pollo, il solito condimento, olio, pepe, sale, peperoncino. Ci ho messo qualche cappero e olive. Un po' E di niente. limone anche. E spruzzato il limone e l'ho lasciato anche in cottura il limone che avevo strizzato, che avevo spremuto. E niente, non l'ho neanche assaggiato, quindi andiamo alla prova. Cavolo verza. Cavolo verza. Stiamo tenendo leggeri per domani notte, perché domani notte penso che sia molto più pesante. Assolutamente sì, abbiamo visto il menù da leccarsi i baffi. Ok, quindi per adesso è tutto, noi ceniamo e ci vediamo domani. Ciao, buonanotte. C'è tutto amore. Dai. C'è tutto, c'è la birra, No. c'è da mangiare, formaggio, salsiccia, pane carasau. Noi ci siamo. Noi ci siamo, Sky è dormiente e quindi Sonnecchiante. buona cena a tutti per il nostro cavolo verza col pollo. Amici, buongiorno. Stiamo facendo fare una passeggiata a Sky. Siamo sulla spiaggia di Colostrai. Adesso sistemiamo un po' il camper e stamattina andiamo a Villa Grande Strisaili, dove stanotte faremo il veglione in questo ristorante. Questo ristorante che ha anche il parcheggio per il camper e quindi comodissimo.
abbiamo trovato parcheggio. Eravamo in spiaggia ieri sera, però è iniziato a piovere, già il fondo era scivoloso e un po' di fango, quindi quando è iniziato a piovere ho deciso che non sarebbe stato idoneo rimanere. Poi alla fine non ha piovuto tutta la notte, però abbiamo trovato questo parcheggio qua di cui ho già usufruito qualche settimana fa quando stavamo con Sky, e quindi c'è la signora che è ancora a letto. Vediamo un po' se la vediamo la signora. Vediamo la signora. Non si vede. Non si vede. No. Perché c'è il riflesso delle nuvole, non si vede bene. Buongiorno anche dalla camper in movimento. Siamo in viaggio per Villa Grande Strisaili, dove andremo a trascorrere il cenone di Capodanno in questo ristorante che ci ospiterà anche come parcheggio. Quindi la giornata è stupenda, abbiamo cane, anzi no, signora, cane, camper e mi porto anche io appresso. Quindi una bellissima giornata per il fine anno e che il prossimo sia ancora migliore di quello passato. Quindi ciao amici, vi aggiorniamo più tardi. Esatto, e magari ci scappa anche qualche ultima giornata dell'anno su Villa Grande, vediamo un po' com'è il posto. A dopo. Via! Parcheggiati a fianco al ristorante. Adesso prima di mangiare, mentre che Roberta prepara un po' la tavola, andiamo a far scorazzare Sky, questo boschetto dietro il camper. Nel frattempo ci passiamo la serata dopo aver mangiato e di fronte a noi abbiamo il parco di Santa Barbara. Adesso andiamo a dare un'occhiata. Il posto sembra magnifico, è immerso nella natura. Ci sono parchi giochi per bambini, chioschi all'interno, baretti. Insomma, vediamo un po' cosa riusciamo a vedere. C'è freddo, Un po'.
Il numero 1 per aprire la porta. Sì, guarda, c'ho anche il copriorecchio io. Chi sei? Campo da calcio, da calcetto, da calcio. Non usato perché c'è l'erba un po' alta. Capire se si può entrare. No, Sky dall'altra parte. Se si può entrare anche in camper qui dentro o comunque con la macchina, perché divieti non ce ne sono. Tutta piastrellata la strada e niente, bisogna chiedere, perché non sarebbe neanche male. Il passaggio è al limite, c'è qualche albero che scende sulla strada, ma niente di grosso, quindi tutto percorribile. Vediamo un po'. È drogato Sky, sembra che non esca da una vita. Le macchine qui passano, però no, perché sarebbero anche dei bei posti, cioè questa piazzola qua. Bisogna capire. Visto. Bisogna capire se è vincolata a qualcosa, perché ci sono tavoli per mangiare e aree per fare il fuoco, quindi non ci sono parcheggi grandi al di fuori di questo parco, quindi presumo che si possa entrare. E poi ci sono hotel, ristoranti qui dentro e quindi non ci puoi arrivare, visto che non sono sulla strada, non ci puoi arrivare. No, sicuramente c'è solo bici, però bisogna capire. Ragazzi, fidatevi, è Roberta questa, non si capisce, sembra dell'anonima sarda, però c'è una persona che sta arrivando, magari possiamo anche chiedere. Beccata la persona del posto e in pratica qui si può entrare tranquillamente con tutti i mezzi. Il campeggio logicamente è limitato a quello che è il campeggiare in Italia, però se si sta all'interno di quelle regoline per non infrangere la legge si può entrare anche col camper, quindi nel caso dormirci una notte. C'è una guardia che gira all'interno del parco, il parco di Villa Grande Strisaili, però è aperto al pubblico e il cancello all'ingresso non viene chiuso, quindi è percorribile in tutte le maniere. È buono a sapersi. C'è da dire che qui il freddo si sente, pizzica. Siamo a quasi 900 metri, non è nuvoloso da pioggia, però insomma il cielo non è sgombro, forse anche meglio così non ghiaccia, però si sente il fresco, si sente abbastanza piacevole, ma con le mani in tasca. Questo presumo che sia l'albergo che si vedeva nelle indicazioni, chiuso con la catena, quindi proprio chiuso completamente. Non so se per la stagione o è chiuso per altre ragioni, insomma non mi sembra abbastanza curato, non lasciato andare, quindi magari è soltanto la stagione sbagliata. Questo è il ristorante Pizzeria Il Bosco, che ci hanno detto che è chiuso da tempo. Sempre all'interno del parco.
Riusciti dal bosco di Santa Barbara, entriamo in camper, ci riscaldiamo perché c'è freddo e alle 8 abbiamo il cocktail di benvenuto per il cenone di Capodanno. Quindi io, il pinguino e Sky andiamo. Non ho capito. Abbiamo il cocktail di benvenuto al cenone, non per il cenone. Abbiamo il cocktail di benvenuto per al cenone di Capodanno. Al nostro vai Sky, sulla sinistra che c'è la strada qua che ti investono. È difficile trovare anche un momento per parlare, qui siamo a bordo strada che passano tante macchine. È il secondo anno consecutivo che facciamo il Capodanno fuori in camper. L'anno scorso eravamo in quest'area sosta a Fogimanna, l'area sosta a Fogimanna, se non sbaglio il comune di Tertenia, comunque sul mare. Quest'anno abbiamo deciso di cambiare e quindi spostarci in un altro contesto. Vediamo come sarà, vediamo. Non è pronta, io sono pronto, ci stiamo preparando per la cena. Adesso portiamo giù Sky, fare i bisognini. Intanto siamo a 5 metri, comunque ogni tanto esco a vedere com'è la situation. Quasi pronta. La signora è bellissima, è quasi pronta. Io sì. Niente, mi sistemo, porto Sky e poi andiamo dentro. Sola, Comincia. Auguri. Cosa vuoi? Mi è caduta ovviamente la forchetta perché io sono Roby Combinagua. Ma perché? Ma gliela chiedo io nuova. Tanto mangia quella. Mangia con quella. Abbiamo le cozze marinate. Quella grande te la lascio. Amore, guarda. Questo è per te. Questo è per me. Sì. Poi niente. Si basa su di me questo. È vuota. Questo filmato si basa su di me. Allora, ci troviamo in un posto favoloso dove stiamo mangiando cibo favoloso. Ci saranno arrivati almeno una ventina di antipasti e forse direi una ventina anche poco. Non sappiamo come gestire la situazione. Siamo pieni e siamo solo ad antipasto. Tutto buonissimo. Grazie Eugenio. Stavi dicendo? Non sappiamo come gestire la situazione. Perché siamo pieni ma vogliamo mangiare, perché è tutto bellissimo da vedere e soprattutto buono da mangiare. Non sono ubriaca, giuro. Questo è solo il 15° bicchiere. Non sono ubriaca, giuro. No. Tanto non guidiamo stanotte. Dove abbiamo casa stanotte? A fianco. Stanotte abbiamo preso casa a fianco. Esatto. Dove ci aspetta il piccolo Sky. Spero che non faccia baldoria stanotte. Dopo controlliamo, andiamo a vedere. Andiamo a vedere.
sperando di non gattonare, di riuscire ad arrivare in piedi al camper. Va bene, a più tardi, c'è ancora alla fine qualche piatto d'antipasto? Sì. Salute! Ora vi dico un segreto, perché io quando è sazia Roberta sono contento, no? Perché ogni volta che finiamo di pranzare, di cenare a casa, anche o in camper, dopo un quarto d'ora fa: c'è qualcosa da sganocchiare? Dopo la cena fatta anche, dopo anche una cena, un pranzo abbondante, non che mangi due spaghettini e finisce lì, no, anche in un pranzo importante, dopo un quarto d'ora, 20 minuti, c'è qualcosa da sganocchiare? È un pozzo senza fondo. Non è come sempre. Non è come sempre. Una vergognati. Ma non è come sembra, posso vergogna. spiegare? Vergognati. Non è come sembra. Siccome io spizzico, Spizzico. quindi non è che mangio in realtà, magari sono pranzini abbondanti, ma io non è che mangio di conseguenza abbondante. Spizzico. Spizzico un maiale intero, spizzico. Non è come sembra, giuro. Cioè, La vedete piccola, tabellina, carina. Eppure fidatevi a lasciargli un tavolo imbandito. cioè questa Una reputazione. cavalletta. No, adesso mi è stata affibbiata No, questa reputazione. da chi ti conosce da più di me. No, non è vero, amore, tu non credi. Non credo. No, sono dicerie. Vabbè. Giuro. Dov'è il cibo? Dov'è il cibo? Arriva. Siamo sobri? No, non siamo sobri. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
buongiorno amici davanti al parco di Santa Barbara, la grande Strisai. Vi auguriamo un buon anno, un felice anno nuovo e che vi possa portare tutto quello che desiderate. Lasciamoci alle spalle quest'anno passato, guardiamo in positivo quest'anno che è cominciato. Da questo bellissimo bosco, questo bellissimo parco, ancora un buongiorno e ancora un buon 2024. Ciao amici. Un buongiorno anche da tutti e due. Buon anno! Buon anno nuovamente. Quindi chiudiamo, adesso noi andiamo a farci un giretto da mia madre in paese, noi chiudiamo la puntata vigilia di Capodanno, è il primo giorno dell'anno. Vi auguriamo un buon 2024. Inutile dire che sia meglio dell'anno scorso, ve lo auguriamo esattamente come ve lo desiderate. Quindi a presto! Ciao amici, seguiteci. Il nostro viaggio di oggi finisce qui. Quindi arrivederci, anzi, a Sibiri!